Enrique Cerezo, presidente dell'Atlético Madrid, ha avuto il compito di presentare Giacomo Raspadori come nuovo acquisto della squadra rojiblanca. Durante la presentazione, il dirigente ha dato il benvenuto all'attaccante italiano e ha ribadito, in modo indiretto, che la rosa della squadra è al completo. Questo è un messaggio che il club sta trasmettendo da diversi giorni, nonostante continui le trattative con giocatori come Nico Gonzalez, qualora Nahuel Molina dovesse lasciare il club. Con il suo arrivo, concludiamo un mercato eccellente che ci dà entusiasmo per affrontare le sfide di questa nuova stagione. Anche se non abbiamo iniziato nel modo sperato, abbiamo grande fiducia nel gruppo. Sabato, davanti al nostro pubblico, avremo l'occasione per confermare le buone sensazioni, ha affermato Cerezo. Parlando di Raspadori, ha evidenziato che nonostante sia ancora giovane, ha già dimostrato qualità, personalità e una forte ambizione, caratteristiche che rispecchiano i valori della nostra squadra. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, si è affermato come uno dei talenti emergenti del calcio italiano. È abile nel trovare spazi e ha un ottimo senso del gol. È stato convocato in nazionale nel 2021 e nel 2022 è passato al Napoli, dove ha vinto 2 volte il campionato di Serie A. Jack, hai già esordito con i nostri colori, ma sabato vivrai il tuo primo match al nostro stadio, con i nostri tifosi. Da quella partita in poi, la squadra inizierà a mostrare tutto il suo valore. Abbiamo fiducia in te e siamo certi che darai tutto per questa maglia. Sentirai il calore di una tifoseria che non smette mai di crederci, ma che chiede impegno e sacrificio fino all'ultimo secondo. Ti auguriamo ogni successo. Benvenuto nella tua nuova casa. Ha concluso il presidente dell'Atlético Madrid. L'arrivo di Raspadori rappresenta non solo un investimento tecnico, ma anche umano. Il club ha sempre dato importanza ai valori come l'umiltà, la determinazione e lo spirito di sacrificio, e siamo convinti che Giacomo incarnerà perfettamente questa filosofia. La sua esperienza in Serie A e con la nazionale italiana sarà fondamentale per arricchire il nostro spogliatoio e contribuire alla crescita del gruppo. Lo staff tecnico ha già avuto modo di lavorare con lui durante gli allenamenti e le prime impressioni sono state estremamente positive. Raspadori ha dimostrato grande disponibilità all'apprendimento e una mentalità vincente, qualità che lo aiuteranno ad adattarsi rapidamente al nostro sistema di gioco. La sua versatilità tattica ci permetterà di avere nuove opzioni offensive e maggiore flessibilità durante le partite. Inoltre, la società è orgogliosa di continuare a puntare su giocatori giovani ma già maturi sotto il profilo professionale. Il progetto sportivo dell'Atlético Madrid si basa su una miscela equilibrata di esperienza e gioventù, e l'inserimento di profili come quello di Raspadori conferma la linea strategica tracciata per il futuro. La fiducia nei confronti di questa squadra resta assoluta. Sappiamo di avere un gruppo competitivo, guidato da un allenatore che conosce profondamente il nostro ambiente e che è capace di tirare fuori il massimo da ogni singolo calciatore. I tifosi possono stare certi che continueremo a lottare in ogni competizione con l'obiettivo di portare in alto i colori dell'Atletico. Il supporto del pubblico sarà ancora una volta decisivo. Ogni voce, ogni coro, ogni applauso contribuisce a rendere il Metropolitano un fortino inespugnabile. Para mais informações, gli azzurri curti se iscreva e tiva notificações. Il fantasista sudcoreano è in cerca di maggior spazio in campo e punta a presentarsi al meglio alla prossima Coppa del Mondo. Nonostante ciò, il Paris Saint-Germain ha deciso di trattenerlo, nonostante le attenzioni di numerosi club europei. Kang In Lee resta al centro delle speculazioni di mercato mentre la sessione estiva si avvicina alla conclusione. Il centrocampista offensivo del PSG ha manifestato fin dall'inizio della stagione il desiderio di giocare con maggiore continuità, proprio per prepararsi al massimo in vista del prossimo mondiale. Tuttavia, sotto la guida di Luis Enrique, l'ex Mallorca ha trovato poco spazio, soprattutto dopo l'arrivo di Kvicha Kvaratskhelia lo scorso gennaio. Il giocatore non ha escluso la possibilità di lasciare Parigi e, secondo quanto riportato dall'Équipe, sta ricevendo numerose chiamate da parte di club interessati. Tra le squadre che hanno mostrato interesse ci sono il Napoli e alcune formazioni della Premier League, pronte a offrirgli un ruolo più centrale e possibilità di crescita. Nonostante le offerte e la disponibilità del calciatore ad avviare trattative, il PSG non sembra intenzionato a lasciarlo partire nell'immediato. Questa incertezza sta creando tensione sia nel suo entourage che tra i club interessati, mentre il tempo stringe con la chiusura del mercato sempre più vicina. Il PSG, dal canto suo, considera Kang In Lee un elemento prezioso per la profondità della rosa, soprattutto in vista di una stagione lunga e piena di impegni su più fronti. Il club parigino ritiene che, nonostante il suo utilizzo limitato finora, il giocatore possa rivelarsi utile nei momenti chiave della stagione. Per questo motivo, non ha ancora aperto a una sua cessione, nemmeno in prestito. Tuttavia, l'insoddisfazione del calciatore cresce.
Dopo aver brillato in nazionale e mostrato sprazzi di talento nelle poche occasioni avute in League 1 e Champions League, Kang In-lee si sente pronto per un ruolo da protagonista. Il suo obiettivo è chiaro: accumulare minuti di qualità per arrivare in piena forma alla Coppa del Mondo del 2026, una vetrina fondamentale per la sua carriera. L'interesse del Napoli è concreto. Il club partenopeo lo vede come un profilo ideale per arricchire il proprio reparto offensivo, grazie alla sua tecnica, visione di gioco e versatilità. Anche la Premier League rappresenta un'opzione allettante per il sudcoreano, attratto dall'intensità e dalla visibilità del campionato inglese. Tuttavia, nessuna trattativa è ancora entrata nel vivo, proprio a causa della posizione ferma del PSG. Dal punto di vista tattico, l'arrivo di Kvaratskhelia ha limitato ulteriormente lo spazio per Kang In-lee. Luis Enrique, pur apprezzandone le qualità, sembra preferire altri profili più adatti al suo sistema di gioco. Questa situazione ha portato il giocatore a riflettere seriamente sul proprio futuro a breve termine. Il suo entourage sta lavorando intensamente per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte. L'ideale sarebbe una cessione temporanea con diritto di riscatto, che permetterebbe al calciatore di trovare continuità senza chiudere definitivamente la porta a un ritorno a Parigi. Ma per ora, il PSG non sembra intenzionato ad accettare questa formula. Nel frattempo, Kang In-lee continua ad allenarsi con professionalità e dedizione, sperando in un cambio di scenario prima della fine del mercato. Sa che ogni minuto conta in questa fase della sua carriera e non vuole perdere un'altra stagione relegato in panchina. Para mais informações, gli azzurri curti se escreva e ativa notificações. Secondo i media turchi, il Samsunspor avrebbe messo sul piatto un'offerta da 2,5 milioni di euro, mentre il club andaluso ne richiede 4. L'attaccante nigeriano Kelechi Iheanacho resta uno degli obiettivi principali in Turchia, dove il Samsunspor è in trattativa con il Siviglia. Le negoziazioni sono difficili, con Antonio Cordon che mantiene una linea rigida. Il Siviglia ha già dimostrato, come nella trattativa con il Napoli per Wanlu, che le difficoltà economiche non lo portano a cambiare atteggiamento o a cedere facilmente. Il valore fissato per il giocatore africano è di 4 milioni di euro, una cifra ancora lontana dalla proposta dei turchi. In Turchia si parla di un'offerta iniziale da parte del Samsunspor di circa 2,5 milioni, ben al di sotto delle aspettative del Siviglia. Il calciatore, che ha ricevuto anche interessamenti dai Pumas del Messico, sarebbe disposto a trasferirsi nel campionato turco e ha già raggiunto un accordo personale. Ora manca solo l'intesa tra i due club. Prima di completare il trasferimento, però, sarà necessario che il Siviglia registri Iheanacho nella Liga, in quanto senza questa condizione non sarà possibile formalizzare la cessione. Lo scorso inverno, l'attaccante era stato ceduto in prestito al Middlesbrough, in Inghilterra. Infine, la probabile cessione di Badé al Bayer Leverkusen per circa 30 milioni di euro offre al Siviglia un margine economico che gli consente di mantenere la propria posizione sul mercato, nonostante le difficoltà finanziarie in corso. Il Siviglia, consapevole del valore di Iheanacho sia in termini tecnici che di mercato, non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore. La dirigenza andalusa ritiene che l'attaccante possa ancora rappresentare una risorsa importante, sia come elemento utile alla rosa che come potenziale fonte di guadagno in caso di cessione a condizioni vantaggiose. D'altra parte, il Samsunspor è determinato a portare a termine l'operazione, considerata prioritaria per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Il club turco, fresco di promozione e deciso a stabilizzarsi nella massima serie, vede in Iheanacho un profilo ideale per aumentare la competitività della squadra. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le due società. Il Siviglia resta fermo sulla sua valutazione, ma non esclude eventuali formule alternative per facilitare la trattativa, come l'inserimento di bonus o percentuali sulla futura rivendita. Tuttavia, ogni proposta dovrà rispettare i parametri economici fissati dalla dirigenza spagnola. Intanto, l'entourage del calciatore sta lavorando per mantenere vivi i contatti con entrambe le parti. Iheanacho, che ha già dato la sua disponibilità al trasferimento, è impaziente di trovare una soluzione definitiva che gli permetta di iniziare una nuova avventura, dopo l'esperienza altalenante in Inghilterra. Il Siviglia, nel frattempo, monitora anche altre operazioni in uscita e in entrata, con l'obiettivo di rinnovare parzialmente la rosa senza compromettere l'equilibrio finanziario. La possibile partenza di Badé e altre trattative in corso potrebbero sbloccare fondi utili per completare movimenti strategici prima della fine del mercato. Con la chiusura della sessione estiva sempre più vicina, le prossime settimane saranno decisive. Se il Samsunspor vuole assicurarsi Iheanacho, sarà necessario uno sforzo ulteriore. Il tempo stringe, e solo una proposta convincente potrà far cambiare posizione al Siviglia, che continua a dimostrarsi rigido ma coerente con la sua linea dirigenziale.
Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.